Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video su Kai. Ragazzi, finalmente siamo arrivati in Lega Titano 2. Allora, siamo a 4422 coppe. All'incirca mi mancano sulle 600 coppe e arriverò finalmente, si spera, in Lega Leggenda. Allora, questa scalata finora è stata abbastanza leggera perché sono riuscito a vincere persino una difesa. Allora, dato che abbiamo le truppe pronte, oggi facciamo subito un attacco in live e dopo vi parlo un pochino di questa scalata. Ma prima dobbiamo gemmarci sta cavolo di pozione, maledetto. Ecco ragazzi, la cosa che odio di più della scalata è questa schermata qua. Forse non tutti lo sanno, ma a un certo punto di coppe trovare un villaggio è veramente molto difficile, perché questa schermata qua attualmente in Lega Titano 2 mi dura dai 2 ai 5 minuti. Però ragazzi, vi assicuro che quest'estate, quando ero arrivato a 4600, questa schermata stava così anche per 3-4 ore e non sapete quanto ci ho schizzato male. Ragazzi, oggi siamo stati parecchio fortunati, porca puttana. Ho le pozioni e le truppe sbagliate. Che cazzo. Oggi failo, sono sicuro. Trovo uno da più 22 e failo. Madonna, quanto mi fa imbestialire. E c'è anche... porca puttana. Allora, tentiamo il 50% perché la seconda stella mi risulta parecchio difficile in questo caso. Tutto in un unico colpo. Dai, sono riuscito a fargliela scattare per fortuna. Tac tac tac. Distruggiamo un po', facciamo un po' di percentuale. Tac 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 tac. Perfetto. Ora speriamo solamente che i golem entrino al centro del villaggio, sennò qua mi benedicono e non ho tanta voglia di farmi benedire. Mettiamo anche una terremoto qua, va là, così distruggiamo un po' di vita del nostro nuovo canone falcone. I maghi non me li benedici. Ecco ragazzi, mi sono salvato qua all'ultimo, veramente i maghi non me li benedici. Ecco, come previsto, i miei eroi non sono andati all'interno del villaggio perché hanno preferito fare il giro. Ma mettiamo questa, non penso di fare di più, faccio il 50% e basta, forse neanche, cazzo, porca minchia. Minchia, oggi mi incazzo ragazzi. Oggi mi incazzo, sì, oggi mi incazzo. Guardate, se non faccio neanche 50%, madonna, mi imbestialisco. Allora, la regina, vediamo. Town hall. Ma cosa giri? Cosa giri? Vabbè, il 50% ragazzi è già mio, ragazzi. Le difese grandi, questa è l'unica pecca, le difese grandi, che girano tutto. Oggi non ho fatto 2 stelle perché praticamente mi sono sbagliato a mettermi le truppe. Ho messo troppi maghi al posto di spaccamuro, che sono importanti anche loro in scalata. E che cazzo, sta regina non vuole proprio entrare al centro del villaggio? No, ho detto no, io non mi avvicino a ste torri inferno, che sennò mi brucio, cioè. Ok, mi mancano ancora 2 sgherri, dove li metto? Uno qua. Kai qua fa percentuale. Una là e una qua. Danga. Oggi siamo stati parecchio fortunati perché al primo colpo ci ha aperto un villaggio da tante coppe, però ragazzi, controllate sempre prima di attaccare. Oggi ho rischiato di fare un mini fail. Se avessi avuto le pozioni, non le pozioni, le truppe giuste, come potete vedere, forse un 100 avrei potuto tentarlo, perché come potete vedere questo villaggio era tanto aperto, tanto disteso, e perciò probabilmente non tutte le difese erano in azione quando stavo attaccando. E una terza stella forse avrei anche potuto puntarla. Ora vediamo quanta percentuale. Ecco ragazzi, perfetto, faccio il 70% così mi cucco il 100% del bonus. Dai, destroyed. Perfetto. Ragazzi, faccio anche il 72%. No, c'era ancora un accampamento qua, tutto solo isolato. Ecco, ora il nuovo stregone me lo stecca. Ragazzi, qua a sì, basta mandarmi messaggi ragazzi. Qua a Titano
diciamo che scalare è più un farmare qua praticamente. Come potete vedere, 300, quasi 300.000 solamente di bottino di oro e 361.000 di elisir. E come potete vedere il bonus a Titano 2 è veramente altissimo. Ho fatto quasi 2 milioni di risorse. Allora torniamo a casa, torniamo a casa. Ok, siamo a 4.430. Andiamo su migliori giocatori locale. Andiamo a vedere un po' in che posizione siamo. 270esimo. Allora, per arrivare in classifica mi servono ancora circa 100 coppe. Penso che domani potrei arrivarci. Allora, innanzitutto, come potete vedere, ragazzi, ho un bel po' di risorse. Prendiamolo anche dal castello. Tangde, ok. Non siamo neanche tanto ricchi. Allora, facciamo il nuovo laboratorio a livello 9. Cazzo, sono già in guardia. Il bello di questa lega è che la guardia dura tantissimo. Altre 3 ore di scudo sono veramente tante e aiutano veramente tantissimo, soprattutto quando devi scalare, perché ti regoli un pochino con le tue cose che devi fare, insomma. Ok, abbiamo messo il laboratorio e abbiamo 6.200.000 di oro. Cosa possiamo fare? Lo stregone finisce tra poco. Abbiamo questa qua. Potrei gemmarmi questa, ma sarebbe inutile. Anzi, ce la gemmiamo anche. Allora, tankte, ok. Ci gemmiamo anche il cannone. 8 gemme, va là. Sotto nei commenti datemi del gemmone, ragazzi. 8 gemme. Tankte. Ok, ora la facciamo partire a livello 10. Ah. Guarda, c'ho ancora risorse, ragazzi. Mio Dio, non ci credo. Chiediamo truppe del castello. Ragazzi, come potete vedere, i miei attacchi sono quasi tutti solitamente da 2 stelle. Solamente questo, maledetto, ho sbagliato le mie truppe. Andiamo sul registro difesa, ragazzi. Qua ho vinto una difesa veramente con culo madornale, 48%. Sto ragazzo qua era in Lega Titano 1 e voleva farmi con la Walking Queen, farmi 3 stelle. Ma in questo caso sono stato fortunato io perché aveva il re barbaro bassissimo a livello 23. Non dico che sia impossibile scalare con gli eroi bassi, però sei in netto svantaggio. Maledetto, sto qua si è gemmato il re al 15. Cavolo, è pieno di big money. Allora, ho messo il golem, spacca muro. Ora mette... Ok, qua me la distrugge con le terremoto, l'ho già visto questo replay. Ok, qua io quando lo stavo guardando in live questo attacco ho detto, oh mio Dio, questo qua mi penetra, mi penetra. Per fortuna, ragazzi, sono stato fortunato perché le Valchirie sono stupide anche le Valchirie. Oh mio Dio, quanto amo queste Valchirie che girano. Ah, un'altra cosa, ragazzi. Cosa ho detto? Un'altra cosa, ragazzi. Le Valchirie, esattamente come in P.E.K.K.A, non mettetele tutto in un unico punto perché sono inutili. Nel senso, ok, mettete tutto in un unico punto, però avete 8 Valchirie che distruggono un'unica caserma. Cioè, 8 per una caserma inutile. Il re stava per steccarmi in Town Hall, però è morto subito. Praticamente gli eroi devono essere almeno tutti al 30 per scalare in modo decente. Qua avevo anche una bomba gigante e gli ho fatto perdere un sacco di vite alla sua regina al 40. Ora vediamo qua, abbiamo quasi un triangolo. O cos'è? La M di Majin Buu rovesciata. Il Town Hall mi ha praticamente preso metà della vita del Town Hall e non è riuscito a steccarmelo. È arrivato al 48% e come potete vedere, ragazzi, aveva ancora qualche arciere di riserva. E vedrete che piangerà, madonna se piangerà, perché non è riuscito a farmi il 50%. 6. Ecco, mi ha messo un altro arciere qua, mi è morto, un altro arciere qua è morto, ne mancano ancora 2. Ah ah! Credevi? Tu hai solo creduto di farmi il 50%. Con questa difesa mi sono regalato 28 coppe, che non sono poche. 28 coppe sono all'incirca 3 attacchi in sessione. Ragazzi, è mezzanotte e 30 minuti e praticamente mi metto la sveglia alle 3 e inizio la mia sessione perché per questa scalata voglio veramente dare tutto per tutto e perciò spero un sostegno anche da parte vostra. Anche in questo video almeno 10.000 like. Volevo ringraziarvi anche per i video precedenti che mi avete lasciato quasi su tutti i video del Road to Legenda. 10.000 like perché ci tengo veramente tantissimo per questa serie, anche perché io ci nerdo veramente tantissimo su Clash of Clans. Ragazzi, qua vi faccio vedere un attacco molto interessante. Il giocatore si trova nel clan, ecco, lo sapevo, China Rush. I China Rush sono uno dei giocatori, cioè uno dei clan più forti al mondo in quanto clan war.
come potete vedere hanno 250 clan war vinte. Per quelli che sono cinesi sanno che 250 non è un bel numero, perciò ora sono già prossimi a vincere la 251esima clan war. Allora vi faccio vedere la difesa di questo giocatore. Questa è una difesa anti 3 stelle. Io in scalata non mi metterei mai una difesa anti 3 stelle. Vi spiego la differenza tra difese anti 3 stelle e difese anti 0 stelle. L'unica differenza è che la difesa anti 3 stelle va messa in clan war e l'anti 0 stelle dovrebbe essere messa nel villaggio multiplayer. Vi spiego anche perché. Perché il villaggio anti 0 stelle vi garantisce, se avete culo, che l'avversario faili e manco prende la prima stella o con 50 o con Town Hall. Invece l'anti 3 stelle vi dà, probabilmente ve lo regala la prima stella, perché il Town Hall in questo caso è quasi totalmente esterno. Fanno ciò perché questi tipi di difese sono molto difficili da fare la seconda e la terza stella. Però ragazzi, siamo in scalata, se ti prendo il municipio mi regali coppe e non è veramente il top. Io in scalata metto la difesa anti 0 stelle, però è un po' rischiosa. Se il vostro nemico è un vero top player e probabilmente ha proprio le truppe giuste per distruggere il vostro villaggio, vi fa anche la terza stella. Ecco ragazzi, in questo caso sono arrivato al 40% e ho praticamente finito le mie truppe e stavo per failare e non prendere quasi la seconda stella, perché le inferno sono messe in modo strategico. Anche il canone, in questo caso avrei messo un pochino più all'esterno il canone dove c'è la difesa aerea, perché con Agelo mi gelavo la torre inferno singola e il cannone. Ecco, mi ha preso la regina, pum! Mamma mia ragazzi, non sono riuscito a attivare l'abilità in tempo e me l'ha sticcata. Sono arrivato a 48 grazie nuovo eroe che tira veramente delle cannonate micidiali anche da lontanissimo. Sono riuscito a fare 49 e qua c'era un bellissimo punto morto ragazzi. State attenti nei vostri villaggi, controllate che non ci siano punti morti. Purtroppo è quasi impossibile non avere punti morti in alcuni villaggi, perciò mettetevi o qualche bombetta o qualche mina aerea. Oh mio Dio, qua mi steccano, me lo stecca il canone, oh mio Dio. Ho ancora 2 arcieri e 3 sgheri, ragazzi, oh mio Dio. Sono a 48, oh mio Dio, oh mio Dio. Ok, ok. Oh, no, 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 qua non posso fare fail. Ecco, come avete visto, stavo per failare, non prendere neanche la seconda stella. È veramente difficile in questi tipi di villaggi. Oh mio Dio, ora il cannone mi ha preso l'arciere. 3, 2, 1, pum! Ragazzi, ho preso prima la miniera e mi ha steccato l'arciere dopo. Ok, ora vediamo dov'è che metto l'ultimo arciere. No, mi prende lo sghero qua. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. 49%. Ok, mi ha steccato l'ultimo arciere. Non so cosa fare qua, ragazzi. Oh mio Dio, sono terrorizzato. Mi sono ricordato che avevo anche un terremoto. Tanto, 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 ragazzi. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Pum! 50% con culo veramente della Madonna. Perciò ragazzi, in scalata vi consiglio di non mettere le difese quelle da Clan War, perché il Town Hall è praticamente regalato e in difesa non vincerà quasi mai niente. Ok, andiamo a vedere un po' la mia lega. Oh mio Dio ragazzi, la Lega Titano 1 dà ben 320.000 di bonus. Oh mio Dio, ora andiamo a stalkerare qualche giocatore che ha tante difese vinte e gli rubiamo anche la difesa. Sto qua a 89 difese vinte, ma non vorrei che questo giocatore sia arrivato in questa lega da leghe precedenti. Nah, veramente questa difesa troll ragazzi. In top player praticamente mettono difese troll quando sono online e quando vanno in difesa mettono quella che funziona e poi tac, la cambio subito perché sono un po' egoisti, gelosi e non vogliono farsi copiare la difesa che funziona. Vabbè ragazzi, questo era il video di oggi. Come al solito, se non siete iscritti iscrivetevi, lasciate un like, un commento e vi ricordo di seguirmi anche su tutti gli altri social come Facebook e Instagram che sono sotto in descrizione.